Occhi del campionato di eccellenza sono tutti puntati sul Donna Luisa di Pozzomaggiore. Amici sportivi, buon pomeriggio per l'anticipo della 10ª giornata del massimo campionato dilettantistico regionale. Si affrontano Bosa e Lipunti. Può mettere il cross Riu, pallone al centro per Coquen che viene anticipato dall'intervento di pugno di Samuele Murru, poi il contrasto tra Valpablo e Ruggiu. Scheda cerca Di Angelo a Marco Carboni che può mettere il cross al centro. Chessa, intervento sporco ma efficace che mette il pallone in calcio d'angolo. Siamo al 23esimo minuto. Arriva il fischio, parte Mattiello, la palla tagliata che passa davanti a tutta l'area di rigore. Prima di finire sul fondo, la battuta di Mattiello nella zona di Coquen, troppo lunga, qui Murru non legge benissimo la traiettoria, smanaccia comunque in maniera efficace verso Chessa, riparte con Moro il Lipunti, servizio per Ruiu è impreciso, può ripartire il Bosa con Marco Carboni che mette al centro per Coquen, la stoppa Coquen e poi è provvidenziale l'intervento di Roberto Manca sull'attaccante del Bosa, quindi Riu per Paolo Carboni, Marco Carboni, Coquen dalla distanza ha cercato l'angolino alla sinistra di Murru che si è fatto trovare pronto, palla in corner, azione in velocità del Bosa, alla lunga di Del Rio a cercare Borrozzu, la spizzata di Carboni diventa un assist per Oggiano che porta in vantaggio il Lipunti. Ospiti in vantaggio con Riccardo Oggiano che approfitta di una sbavatura della difesa del Bosa, precisamente di Paolo Carboni, la sua spizzata di fatto messo in movimento Oggiano che davanti a Secchi non sbaglia, cambia il parziale al Donna Luisa, Lipunti in vantaggio con Riccardo Oggiano, ma ancora Coquen per Riu sulla destra, può mettere il cross Riu, lo fa, c'è Murru in due tempi, riesce a far sua la sfera, Valuiu, pallone a centro area e la palla in rete, il 2-0 realizzato da Del Rio. Dal numero 6 Ivan Del Rio che sotto misura ha messo il pallone alle spalle di Antonio Secchi, raddoppia il Lipunti. Attenzione perché una serie di rimpalli favorisce Mastromarino, area di rigore, Mastromarino, un altro rimpallo lo favorisce, il tiro e il gol! Alessio Mastromarino! Il Bosa la riapre con l'azione caparbia del numero 7 che riapre la partita al 30esimo minuto. Marco Carboni lancia lungo nella zona di Coquen, arriva in anticipo Coquen, il pallone sul fondo. Aveva lavorato bene di fisico Coquen che era andato via a Chessa. Tutto molto buono tranne la conclusione a lato, poteva sicuramente far meglio l'attaccante francese. Valuiu dalla distanza, Secchi in due tempi sull'arrivo di Borrozzu, resta a terra Antonio Secchi, Lipunti avanti per 2-1, c'è questo cross, Coquen spalle alla porta, Coquen scarica su Carboni, Marco Carboni la mette al centro, palla che colpisce forse la parte alta della traversa prima di finire sul fondo. Riu, parte il cross, c'è Murru che riesce a far suo la palla sull'attacco di Maida, la battuta di Asara verso Secchi che tocca il pallone sulla traversa e poi manca clamorosamente il tap-in Viale, che è la grande occasione per i Lipunti per chiudere la partita. In corso da Viale va via
Marco Carboni converge, il pallone al centro, nella zona dove c'è Coquelin che non conclude, lo fa Maida e sbaglia da ottima posizione. Mattiello a palla in avanti a cercare Mastromarino che arriva in anticipo su Viale e ottiene il calcio di rigore. Calcio di rigore in favore del Bosa. 45esimo minuto in corso. Coquelin contro Murru. Arriva il fischio dell'arbitro. Coquelin pesca l'angolino e il Bosa trova il pareggio. Al 90esimo minuto Stéphane Coquelin la rimette in parità ed è una partita in cui non sono certo mancate le emozioni. 2-2 tra Bosa e Lipunti, con il recupero ancora tutto da giocare, ci sono ancora le proteste della squadra ospite. C'è ancora Carboni, ha spazio per il tiro, Carboni, il tiro di Marco Carboni, palla fuori di un soffio e su questa occasione per il Bosa si chiude la partita. Non sono mancate le emozioni al Donna Luisa e parità tra Bosa e Lipunti e 2-2, Lipunti avanti con i gol di Oggiano e Del Rio. Sembrava fatta per il ritorno alla vittoria della squadra sassarese, ma il cuore del Bosa con Mastromarino e con Coquelin su calcio di rigore riportano la partita in parità.